Buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Focus TG, anche oggi in diretta fino alle 13:30 per raccontarvi, per aggiornarvi su tutto quello che è successo e sta succedendo nel nostro territorio, e non possiamo, alla luce della grandinata, del maltempo, dei forti temporali di queste ultime ore, non possiamo che aprire questa edizione parlando del maltempo che ha fatto danni importanti in diverse zone, dal Trevigiano fino all'Alto Vicentino, tanti i nostri territori, tante zone colpite duramente, colture pesantemente danneggiate. Noi siamo sul posto con tutti i nostri corrispondenti, quindi avremo nel corso di questa edizione tantissimi collegamenti in diretta dalle zone più colpite per farvi vedere le immagini, per raccontarvi anche tutto quello che è successo, partendo dai disagi fino ai danni che ha lasciato questa ondata di maltempo, sotto certi punti di vista prevista, ma non di questa intensità. Avremo un collegamento anche con l'ARPAV proprio per cercare di capire anche come dovremo comportarci, cosa ci dovremo aspettare nei prossimi giorni, ma di tutto questo appunto ne parleremo durante questa nostra diretta, che vi ricordo durerà fino alle 13:30. La apriamo subito questa edizione collegandoci con una delle zone più colpite dal maltempo ieri sera. Parliamo di Romano Dezzellino, dove abbiamo in collegamento la nostra Sharon Di Carlo, che ci racconterà tutto quello che è successo. Buongiorno Sharon, a te la linea. Buongiorno Alex e buongiorno a tutti i telespettatori. Come hai raccontato, è stata una notte da incubo in tutta la zona pedemontana. Una tempesta, un fortissimo vento, ma soprattutto grandine, 30 minuti che hanno messo in ginocchio tutto il territorio. Adesso siamo qui a Romano Dezzellino in compagnia del sindaco di Romano, Simone Bontrin. Buongiorno sindaco, ci racconti di questa notte? Buongiorno a tutti, è stata veramente una notte molto difficile, perché tra le 10:30 e le 11:30 lì in mezzo una mezz'ora da paura, e eravamo fuori per delle riunioni per il periodo e ci siamo trovati in mezzo a questa tempesta. C'è stato un fortissimo vento, qui siamo nella zona di Fellette e come vedete alle mie spalle i campi sono totalmente distrutti. Chi ha coltivazioni a vigneto ha trovato una zona questa mattina totalmente priva di foglie, quindi anche i vigneti danneggiati irreparabilmente, ma soprattutto tendoni divelti, tensostrutture divelte, auto danneggiate dalla tempesta, perché in questa zona abbiamo avuto grandine fino a 3-4 cm di diametro, per cui è stato veramente un momento difficile, e tutte le strade invase da fogliame e grandine, con quindi difficoltà per la circolazione, e soprattutto quei pochi sottopassi che abbiamo allagati, che però nel corso della notte per fortuna si sono asciugati. Sindaco, questa mattina si contano i danni? Sì, ci sono stati parecchi danni, soprattutto alle colture, ma anche alle strutture. Penso a qualche bar che ha le strutture esterne, e penso anche alle strutture comunali dove abbiamo delle zone riparate. Non so cosa sia la cosa più semplice da fare, però penso che la Regione debba pensare a una dichiarazione di stato di emergenza, perché comunque Romano è all'interno di tutto il territorio della Pedemontana che è stato colpito, che va da Schio fino all'Asolano, per cui anche noi ci siamo presi in mezzo e spero che vengano presi gli adeguati provvedimenti. Sindaco, prima la siccità, ora il maltempo, l'agricoltura è in ginocchio. Quest'anno è un anno che si sta confermando molto difficile. Gli eventi estremi hanno causato la perdita di raccolto nella prima fase dell'anno agricolo, e adesso la tempesta sta mettendo a dura prova anche i nostri produttori. Qui alle mie spalle, tutti i campi di Romano, c'è chi ha investito 20, 30, 40 mila euro di seminativo e adesso si trova a dover riseminare, a dover rifare tutti i trattamenti, per cui credo che ci sia la necessità di dare una mano a queste nostre persone, anche alla luce di quello che è la situazione internazionale, che potrebbe causare dei rallentamenti alle forniture. Come si fa a ripartire?
bisogna fare come facciamo sempre noi in Veneto, rimboccarsi le maniche, la mattina dopo ci si alza, si prende la scopa, la ramazza, il badile, si va sul campo, si va in strada, si va in giardino, si mette in ordine quello che c'è da mettere in ordine e il giorno dopo non si aspetta nessun aiuto e si riparte. Se arriveranno sarà veramente una manna per tutti. Vuole mandare un messaggio alle persone colpite dal maltempo? Beh, sicuramente sappiate che l'amministrazione è sempre vicina a tutti coloro che hanno subito dei danni e può essere anche l'interfaccia per raggiungere quegli enti superiori dai quali ci aspettiamo delle risposte. Ma secondo me l'abbraccio più forte va a tutto il mondo dell'agricoltura, che in questo momento più di altri sta subendo questi eventi atmosferici estremi legati al clima, e questo è un interrogativo per tutto il mondo della politica rispetto a determinate scelte da fare per il futuro. Grazie al sindaco di Romano De Zelino, Simone Bontorin. Se non avete domande vi restituiamo la linea. Grazie a te Sharon, noi rientriamo in studio perché so che ci collegheremo fra poco di nuovo con la nostra collega Sharon Di Carlo, che si sposterà insomma nel Trevigiano per raccontarci nella seconda parte, diamole il tempo insomma di arrivare in zona, nella seconda parte del nostro Focus TG, anche quello che sta succedendo ed è successo proprio in alcune delle aree maggiormente colpite dal maltempo. Adesso vi mostriamo, come promesso, delle immagini. Sono immagini che si riferiscono al Vicentino, all'area insomma del nord di Vicenza, dell'Alto Vicentino e anche del Bassanese. Arrivano tantissime notizie, sono messaggi e ansia dell'ultimo momento. Il forte temporale con pioggia, fulmine e grandine ha interessato diverse aree della provincia di Vicenza, in particolare, come vi dicevo, l'Alto Vicentino, l'Ovest Vicentino e il Bassanese. Già verso le 22 di ieri sera il centralino dei Vigili del Fuoco ha iniziato a squillare senza sosta. Segnaliamo la rimozione di un albero pericolante in via Papa Giovanni XXIII a Schio, in via Trozzetti a Bassano del Grappa. A peggiorare il quadro della situazione ci ha pensato la grandine, che in diverse zone della provincia si è abbattuta con grande violenza, chicchi di grosse dimensioni. In alcuni punti i chicchi si sono accumulati imbiancando completamente il suolo. E poi una delle situazioni più critiche, mentre a parlare sono le immagini che abbiamo raccolto, alcune delle situazioni più critiche, vi dicevo, a Montecchio e ad Arzignano. A Montecchio Maggiore problemi legati al temporale si sono registrati in varie zone con grandi difficoltà per chi era in strada, per chi si trovava fuori casa, raffiche di vento che hanno addirittura scoperchiato il tetto di un condominio. I pompieri in questo caso hanno lavorato per oltre 4 ore con insomma tutto il personale per rendere più sicura l'area, per mettere in sicurezza una famiglia che ha dovuto trovare poi ospitalità dai parenti. Ad Arzignano, in via Cardina, è stata invece così invasa da un vero e proprio fiume d'acqua, con la grandine che ha raggiunto, pensate, lo spessore di circa 30 centimetri. Disagi per i residenti che si trovavano insomma ad abitare in zone al di sotto del piano stradale, nella zona ad esempio a ridosso del centro di Arzignano. Avete visto immagini che raccontano la drammaticità di un evento atmosferico, come dicevamo, che qualcuno aveva previsto, ma magari non di questa intensità. Fatto sta che alberi caduti, strade chiuse, problemi di sicurezza legati proprio alla tenuta di alcune strutture, e poi agricoltura colpita duramente. Fra poco noi ci collegheremo con Spresiano, con la nostra collega Anna De Roberto, per fare il punto della situazione proprio lì, in una delle zone maggiormente colpite. Adesso parliamo e vediamo le immagini che si riferiscono ad Asolo, un'altra zona che è stata duramente colpita, ondata di maltempo nella serata di ieri, l'abbiamo detto, su tutta la Marca, con vento forte, pioggia battente, temporali, grandinate a macchia di leopardo anche molto intense. Tra le zone più colpite c'è appunto Spresiano e noi siamo lì, fra poco ci collegheremo. Le precipitazioni hanno causato vari allagamenti, tra cui quello del sottopasso ferroviario di via Lazzaris, mentre a causa delle forti raffiche di vento sono stati
divelti alcuni pali dell'illuminazione pubblica. Le immagini che accompagnano il mio racconto sono immagini a cui certamente non eravamo abituati. Continuiamo con le segnalazioni, ad esempio a Montebelluna, Giavera del Montello, a Maser e Asolo, dove le strade del centro sono state ricoperte da una coltre di acqua e di chicchi di ghiaccio. A Montebelluna parte della copertura della scuola media di Biadene è stata staccata e è finita direttamente nel cortile del plesso. Insomma, forze dell'ordine, pompieri e soccorsi che dalla serata di ieri incessantemente, senza sosta, sono al lavoro in tutta la zona. Altre notizie ci arrivano ad esempio da zone vicine a San Polo di Piave e insomma nella zona dell'Oppitergino, dove un effetto ottico ha fatto quasi sembrare tutto innevato insomma in quella zona. In realtà ripeto, si tratta di grandine accumulata ai bordi delle strade che insomma adesso pian piano i soccorritori e i pompieri stanno sgombrando. Abbiamo visto le immagini, fra poco ci collegheremo con Spresiano, con Anna De Roberto, per una diretta importante per vedere cosa è successo in zona. Prima di prenderci un piccolo break pubblicitario, guardiamo adesso la situazione nel Vicentino con il servizio del collega Daniele Garbin. Dopo una lunga siccità, il maltempo ieri sera si è scatenato anche nel Vicentino e ha colpito violentemente con modalità tipicamente più estive la zona ovest della provincia. Tra le 20 e le 22, oltre la decina gli interventi dei vigili del fuoco. Sferzate da vento, grandine e pioggia alla vallata del Chiampo e i comuni di Arzignano, Tiene, Schio e Montecchio Maggiore. Qui i pompieri hanno cercato di mettere in sicurezza il tetto danneggiato di un condominio composto da 6 appartamenti, dove una famiglia è stata costretta ad evacuare l'alloggio e cercare ospitalità altrove. Il forte vento ha abbattuto molti alberi, danneggiato tetti, comignoli, grondaie di molte abitazioni, ma sono stati anche gli allagamenti a creare forti disagi. In via Cimarosa un automobilista è rimasto bloccato nel sottopasso allagato, dove l'acqua ha superato il metro di altezza. Allagamenti in via Galvani, Volpato e Collodi. Segnalata ad Arzignano la caduta di grandine in forte concentrazione, tanto da ostruire molti tombini e condutture, impedendo il normale deflusso dell'acqua, creando allagamenti su strade pubbliche, sottopassi e interrati privati. Problemi sui contatori elettrici in via Manin e una grondaia pericolante in piazza Beltrame. E come detto, tutto è pronto per il collegamento da Spresiano con la nostra collega Anna De Roberto, subito dopo un minuto di pubblicità. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, abbiamo aperto questa edizione mostrandovi delle immagini drammatiche dei danni, del maltempo che ha colpito la zona del Trevigiano, ma anche dell'Alto Vicentino, del Bassanese. Ieri sera si è scatenato un vero e proprio nubifragio con grandinate, forti raffiche di vento che hanno messo in grande difficoltà alcune zone del nostro territorio. Siamo stati in diretta a Romano De Zelino, fra poco ci collegheremo con Spresiano, anche lì un'area duramente colpita dal maltempo. Altre immagini in esclusiva che insomma vi mostreremo fra poco, però intanto andiamo avanti con la pagina di cronaca che ci porta a Jesolo, dove si è verificato un infortunio sul lavoro. Un giovane acrobata è caduto a terra durante un'esercitazione per uno spettacolo. Stava facendo le prove per uno spettacolo acrobatico al Caribe Bay di Jesolo quando un ragazzo di 26 anni è caduto a terra. Il giovane, di nazionalità colombiana, dipendente di un'agenzia specializzata in spettacoli da circo, stava eseguendo un esercizio con un'altalena che prevede un balzo di alcuni metri nel vuoto. Ma per motivi ancora da chiarire, il salto non è andato a buon fine e l'acrobata è finito a terra.
Immediato l'intervento dei colleghi che erano lì e che hanno chiamato il 118, intervenuto con l'elisoccorso che ha portato all'ospedale di Mestre il 26enne. Sembra comunque che sia rimasto lucido e cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Da quanto è emerso, il ragazzo è un acrobata professionista. Il parco acquatico è chiuso al pubblico in attesa dell'apertura che sarà a fine mese. E adesso continuiamo con la cronaca, in questo caso si tratta di cronaca nera, una tragedia in Egitto. Un parrucchiere di Vittorio Veneto è morto mentre si trovava in vacanza con la moglie. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso di Errol Salvador, 62 anni, titolare del salone Errol Style di Ceneda di Vittorio Veneto. L'uomo si trovava in vacanza in Egitto assieme alla moglie, era arrivato da qualche giorno. A stroncarlo, forse un infarto. Il 62enne è stato colto da malore mentre si trovava sul Mar Rosso. Era appena uscito dall'acqua quando all'improvviso si è accasciato a terra sotto lo sguardo attonito della moglie. Immediatamente è stato soccorso dal personale sanitario che ha tentato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Non era malato, non aveva nessun problema di salute. Solo l'autopsia potrà chiarire cosa è accaduto al 62enne. L'uomo lascia la moglie ed un figlio maestro di ballo a Collumberto. E come detto, adesso ci spostiamo a Spresiano, dove vedo in collegamento in diretta la nostra collega Anna De Roberto con 3 ospiti. Anna, buongiorno, ben trovata, a te la linea. Buongiorno a voi Alex. Allora sì, Spresiano è il comune della Marca trevigiana più colpito dal maltempo. Giavera, Montebelluna, Biade, ne sono tanti, però a Spresiano i danni sono stati ingenti e quello più lampante, le immagini forse più apocalittiche, ve le facciamo vedere perché sono proprio alle mie spalle. Il tetto delle piscine comunali, siamo alle Bandie, frazione di Lovadina, è stato completamente divelto, scoperchiato, guardate, è addirittura un enorme pezzo di lamiera è stato scaraventato a terra. Ovviamente possiamo solo immaginare che cosa sarebbe potuto succedere se tutto questo fosse accaduto di giorno. Allora siamo con il vice sindaco che per primo insieme alla sua squadra era in giro questa notte per monitorare i danni del maltempo. Allora intanto le sue prime impressioni, che cosa ha visto e quali sono stati i danni qui a Spresiano? Stanotte è stata una notte particolarmente difficile, insomma avevamo 16 uomini della protezione civile fuori, una squadra che liberava i tombini e quindi liberava l'acqua perché c'erano strade allagate, un sottopasso allagato, e una squadra che è intervenuta almeno su 15 casi di alberi caduti sulla carreggiata e quindi col taglio degli alberi e la messa in sicurezza. Poi situazioni così ne abbiamo riscontrate molte altre, ma insomma siamo intervenuti fino alle 5 del mattino sulle carreggiate che erano ostruite dai rami. E sì, una macchina è stata anche frantumata dalla caduta di un albero, insomma. Poi quello che vedevamo questa notte non è quello che si vede stamattina, perché ovviamente questa mattina la dimensione dei danni è molto diversa, questo non si vedeva. Io nella strada qui di fronte ho trovato dei pannelli di isolante che mi domandavo da dove erano arrivati con il vento e stamattina scopro da dove venivano, cioè dal tetto delle Bandie. Abbiamo scoperto un capannone oggi che alberi all'interno di abitazioni, ma un'infinità di situazioni. Però ieri insomma quantomeno abbiamo messo in sicurezza e il lavoro che si fa oggi sicuramente è agevolato anche da quello che è stato fatto ieri. Oggi c'è il collega Mestriner, che è lui coordinatore della protezione civile, che sta coordinando gli interventi, per cui insomma penso che ci sarà da fare un bel po'. Allora dove andare oltre a questo posto? Sicuramente tutta la zona della Pontebana, la zona delle scuole, asilo parrocchiale, che sono le zone più colpite. Abbiamo 2 squadre di operai che si stanno, oltre ai nostri operai comunali, 2 squadre che ci stanno coadiuvando per la sistemazione e la pulizia di quello che è possibile fare in questo primo momento. Noi siamo stati, abbiamo visto Alex con i nostri occhi, abbiamo visto alberi caduti davanti alla scuola media, un albero sradicato letteralmente davanti all'oratorio, quindi proprio i luoghi dei bambini, e siamo qui anche con il gestore delle piscine che insomma come sapete è uno dei settori più colpiti dopo 2 anni di Covid, adesso con il caro energia evidentemente questa è una mazzata che davvero non ci voleva. Ha già fatto una prima stima dei danni? Ma i danni sono parecchi e
dovremmo fare un intervento per mettere in sicurezza tutto il tetto dell'impianto. Ci siamo già attivati, abbiamo avuto il supporto della Mosole, che quindi a breve cominceremo anche il ripristino di tutto quanto. Impianti chiusi ovviamente. Impianti per quanto? chiuso, speriamo per poco tempo, perché appunto dopo questi 2 anni che abbiamo attraversato un periodo veramente disastroso, questo ancora qualche giorno di chiusura per noi è molto significativo. Noi continuiamo, Alex, il nostro viaggio allora nella Marca Trevigiana. Se non hai domande da studio ci sentiamo più tardi. Grazie ad Anna De Roberto, grazie ai suoi 3 ospiti, immagini davvero impressionanti, quelle del tetto dell'impianto che appunto ospita la piscina, un tetto completamente accartocciato su se stesso. Continueremo nel corso di questa edizione di Focus TG e poi chiaramente nel corso delle edizioni serali dedicate all'informazione su Rete Veneta a mostrarvi le immagini del maltempo, dei danni, a raccontarvi quello che è successo e a raccogliere chiaramente anche le voci, come in questo caso, di chi ha visto in prima persona la furia della natura scatenarsi ieri sera e lasciare una cicatrice importante con danni e ripercussioni sul nostro territorio. Adesso noi, in attesa di collegarci con altre zone colpite dal maltempo, continuiamo con la cronaca. Adesso nel prossimo servizio un tamponamento tra 3 auto in curva Boston a Padova questa mattina. Il traffico è andato in tilt. Si è normalizzata verso le 10 la situazione del traffico in curva Boston lungo la tangenziale di Padova, dopo le lunghe code registrate per circa 2 ore a causa del tamponamento tra 3 veicoli avvenuto a poche centinaia di metri dopo lo svincolo di via Armistizio intorno alle 8. Le auto viaggiavano da sud verso ovest, solo uno degli occupanti è rimasto leggermente ferito. Immediate le ripercussioni sul traffico nell'ora di punta del movimento in città. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Padova che hanno regolato l'afflusso dei mezzi di soccorso e dei veicoli. L'emergenza è rientrata alle 10 quando anche l'ultimo veicolo è stato spostato dalla sede stradale. E adesso un incidente che si è verificato ieri sera a Montecchio verso le 21. Un'auto è finita nel fossato, 2 i feriti. Un incidente ieri sera lungo l'autostrada A4 tra gli svincoli di Montecchio e Montebello. Un'uscita autonoma, un'auto che per cause in corso di accertamento è finita nel fossato di Scolo. Il bilancio è di 2 feriti, si tratta di una giovane coppia. Sono stati estratti grazie all'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Arzignano e portati in ospedale dai sanitari del SUEM. Sul posto il personale ausiliario di autostrada e la Polstrada. E adesso la polizia di Vicenza che ha arrestato un pluripregiudicato veronese. Gli agenti della divisione anticrimine della Questura hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Verona a carico di un 56enne veronese che si trovava a Vicenza. Il soggetto, con a proprio carico numerosi precedenti per reati di varia natura, in particolare contro il patrimonio, contro la persona e per violazione della legge sulle armi, è stato portato in questura e arrestato. Trasferito in carcere dove dovrà scontare la pena di 1 anno di reclusione per una condanna passata in giudicato per un furto avvenuto a Verona nell'anno 2017. Piccola pausa pubblicitaria per noi adesso, fra poco vi ricordo collegamento con l'ARPAV per parlare di maltempo ma anche per tanti altri temi di discussione e poi collegamenti ancora in diretta con le zone più colpite dalla forte grandinata che si è abbattuta sul nostro territorio. Abbiamo tante altre notizie di cronaca, l'attualità, la sanità, insomma tanto di cui parlare. A fra poco. Focus TG, ben ritrovati in diretta, sono prossime le 12:30, questo vuol dire che abbiamo ancora
un'ora abbondante per raccontarvi ancora tutto quello che riguarda i danni del maltempo con i nostri collegamenti sul territorio, ma anche tante altre notizie di cronaca e di attualità. Restando in tema legato al maltempo, proprio l'ARPAV, che avremo fra poco in collegamento, ha diffuso qualche secondo fa una nota nella quale riassume la situazione del momento. Noi la leggiamo insieme perché insomma, oltre a precisare che il maltempo si è scatenato a partire dalle ore 20 di ieri sera, il Veneto è stato interessato da una forte instabilità che ha colpito duramente tutta la pedemontana. Correnti umide, instabili nei quadranti occidentali e ancora con le alte temperature ben superiori alla media del periodo registrate nel pomeriggio di ieri. Pensate, in pianura mediamente 28-30 gradi, segnala l'ARPAV, hanno favorito le condizioni per lo sviluppo di forti celle temporalesche. Il sistema si è spostato, il sistema temporalesco, verso appunto la pedemontana bassanese, poi quella veronese. In seguito tutta la pedemontana vicentina è stata interessata da rovesci temporali, grandine. Le stazioni dell'ARPAV, ad esempio di Valli del Pasubio in provincia di Vicenza, hanno registrato 26 mm in soli 10 minuti. Per esempio, leggiamo, perché è una nota molto articolata, dettagliata, a Velodastico si sono registrati 37 mm di pioggia in soli 30 minuti, a Breganze addirittura 39 mm. A Crosara Marostica, quindi zona del Bassanese, si sono registrati 35 mm di pioggia in 30 minuti. La linea temporalesca ha interessato anche, e ve lo abbiamo raccontato finora, la zona trevigiana. I temporali sono stati accompagnati da intensa attività elettrica, vuol dire insomma forti temporali, fulmini, con zone colpite duramente anche da forti raffiche di vento, rilevati punte massime di 60-70 km orari. Continuiamo con la nota dell'ARPAV. Per la giornata di oggi, mercoledì appunto 25 maggio, ci attende ancora instabilità, in particolare nel pomeriggio sulle zone montane e pedemontane, con possibilità di locali temporali anche in pianura. Nei prossimi giorni seguiranno giornate variabili con possibilità ancora di precipitazioni, ma con temperature massime che si manterranno sopra la media del periodo, intorno ai 27-30 gradi. Questa è la nota diffusa proprio pochi secondi fa da ARPAV. Noi adesso continuiamo con la nostra pagina di cronaca, e cronaca nera, ahimè, anche in questo caso, perché si sono svolti nella chiesa di San Giorgio a Quinto l'ultimo saluto, insomma i funerali a Giovanna Giorgio, bikers, morta a causa di un malore all'età di 55 anni. Il marito Luca, vinto dal dolore, come vi abbiamo già riferito nei giorni scorsi, si è tolto la vita proprio alla vigilia della funzione. Meraviglioso. Quando me l'ha consegnata 2 anni fa è stata una cosa, l'emotività, perché me l'hanno fatta e non sapevo niente, hanno fatto quello che hanno voluto loro, specialmente Luca ha detto te la faccio così via e basta. Un grande amico. Che tipo di persona era Luca? Socievole, molto simpatica, sempre gentile e come lui sua moglie. Una persona speciale che porteremo sempre nel cuore, proprio per la forza che ha dimostrato in tutti questi anni. Una lunga fila di bikers, uno ad uno, arrivano per prendere posto sul grande piazzale della chiesa di San Giorgio, che per un pomeriggio risuona del rombo dei motori. Abbracci commossi e strette di mano tra amici vicini e lontani, tutti uniti dall'affetto per la loro Giorgio e per il loro Luca, esempio di onestà e cuore che non ha retto alla morte della sua amata, scegliendo di togliersi la vita il giorno prima del suo funerale. In 600 arriveranno da tutta Italia per salutare Giovanna e pregare per Luca. E insieme formano una coppia invidiabile, una coppia affiatata, con una passione comune per la moto, in particolare le Harley Davidson.
Vivono insieme un quarto di secolo e ora insieme muoiono. Nelle parole di Don Stefano Bressan, parroco di Quinto, la storia di Giovanna, dalla nascita alla scoperta del diabete a 20 anni, fino al male affrontato sempre a testa alta, la sua forza e la sua voglia di vivere, la moto per lei era libertà. Il nome di Luca, quel posto vuoto accanto ad amici e parenti, torna sempre, durante l'omelia ma anche nel ricordo dei nipoti, letto con emozione alla fine della cerimonia. Ho l'armadio pieno di te con tutti i vestiti che mi davi, ho il braccio tatuato per te, ho il cuore pieno di te. Hai affrontato la vita regalando sorrisi a tutti e piangendo per conto tuo, e tutti ti ricorderemo per la tua pazzia, il tuo sorriso e per la tua voglia di vivere, sempre nonostante qualsiasi ostacolo. Per quanto riguarda mio zio Plucchi, colui con il quale condivido lo stesso cognome e soprattutto lo stesso sangue, ecco, in questo momento non voglio pronunciarmi, probabilmente potrebbero uscire tante parole di rabbia. I parenti si stringono attorno a mamma Giuliana e al fratello Frank. In chiesa arrivano anche il sindaco Sartori e l'ex sindaco D'Alziglio. Il dolore da sopportare oggi per tutti è ancora più grande. Alla fine della cerimonia le mani degli amici una dopo l'altra si posano sulla bara di legno naturale adornata semplicemente con rose e rosa e un mazzo di girasoli. Ora Giovanna fa esperienza diretta del Dio che ama la vita. Fa esperienza diretta del Dio che rispetta la libertà a tal punto da lasciare a noi la decisione se vivere o morire. È una comunità, quella di Quinto, straziata dal dolore, lo abbiamo visto. Adesso continuiamo a parlare di questo dramma che ha colpito Quinto di Treviso, perché nel laboratorio di Luca, laboratorio che gestiva insieme alla moglie Giovanna, su ogni moto su cui stava lavorando è stato trovato un biglietto con nome e cognome del proprietario della moto. Tutto questo fa pensare che Luca abbia pianificato con anticipo questo gesto estremo che gli ha tolto la vita. Si amavano tantissimo, si volevano un bene dell'anima, soltanto che lui con la morte di sua moglie non è riuscito a sopportare il dolore e ha preferito fare così. Luca Simeonato aveva già deciso, ne è sicura Annalisa, la titolare insieme ai 4 fratelli del negozio di ortofrutta che si trova accanto allo Shop 74, l'officina famosa in tutta Italia per l'arte di Luca di customizzare Harley Davidson. Con Giovanna gestivano questo laboratorio da 10 anni. Ha preparato tutto, nel senso che ha messo i bigliettini per ogni moto del proprietario. Un biglietto per ogni moto con nome e proprietario e numero di telefono. Così Luca ha chiuso la porta della sua vita alle sue spalle per andarsene in questo cantiere di via Nogaret, a pochi passi dalla casa in cui viveva con la moglie. Avrebbe dovuto incontrare Don Stefano Bressan al termine del rosario per Giovanna ieri sera. Si erano sentiti telefonicamente. Poi la scelta che ha lasciato nello sgomento un'intera comunità. Era una persona splendida, buona, sempre col sorriso. Lui mi apriva questa finestra qui. Ciao Annalisa, come stai? È un vuoto enorme che mi è rimasto. Non riesco proprio a sopportare questo vuoto, non riesco. E adesso ci spostiamo a Noventa Padovana, false residenze per ottenere il reddito di cittadinanza, scoperti un centinaio di furbetti. Sulla carta risultavano residenti a Noventa Padovana, di fatto però erano dei fantasmi. Sono oltre un centinaio i furbetti della residenza scoperti dalla polizia locale in un'indagine iniziata lo scorso novembre. Il finto indirizzo di residenza serviva per far poi richiesta di reddito di cittadinanza o deludere i controlli del fisco. Un lavoro durato mesi, quello della polizia locale di Noventa Padovana, che ha smascherato circa un centinaio di residenti fantasma, 70% stranieri, 30% italiani, molte volte coperti da altri inquilini che mentivano al momento degli accertamenti. A volte con la compiacenza di altri residenti all'interno dello stesso appartamento, mantenevano la residenza nonostante di fatti poi non ci fossero. E la stessa preside ci ha chiesto di verificare alcuni bimbi che non si erano mai presentati nell'anno scolastico a scuola. La polizia locale li ha scoperti anche grazie alle targhe delle
delle auto mai passate per le strade di Noventa oppure abbandonati da mesi nei parcheggi. L'indagine ha portato a galla solo la punta dell'iceberg. Al vaglio del comando ci sono molte altre posizioni sospette. Stiamo lavorando su più fronti nell'obiettivo della sicurezza comunale e in questo particolar modo è stato veramente un ottimo lavoro dei nostri agenti. E adesso torniamo a parlare della tragedia della 28, rigettata ancora la richiesta di patteggiamento per l'imprenditore bulgaro che, lo ricorderete, uccise Jessica e Sara. Il 21 giugno a Pordenone il processo con rito abbreviato che prevede lo sconto di 1/3 della pena. Si è visto rigettare l'istanza di patteggiamento per la seconda volta di Mitre Traikov, l'imprenditore bulgaro di 61 anni accusato di omicidio stradale plurimo per la morte in A28 la sera del 30 gennaio delle cugine Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, incidente che avrebbe provocato in stato di ebbrezza, fuggendo poi senza prestare soccorso. Traikov è stato invece ammesso al rito abbreviato che gli consentirà di beneficiare dello sconto di 1/3 della pena. Malgrado l'offerta di aumentare proprio la pena da scontare da 4 anni e 8 mesi a 5 anni, almeno uno dei quali da trascorrere in carcere, e sul tavolo fosse stato messo anche un assegno da 70.000 euro a titolo di risarcimento per le figliolette di Sara, il procuratore di Pordenone Raffaele Tito ha respinto qualsiasi ipotesi di accordo, una chiusura che la difesa non si aspettava. Dopo una settimana nella quale abbiamo parlato e nella quale lo stesso procuratore aveva manifestato un'apertura al 90%, e oggi è stato rifiutato quasi con sdegno il consenso da parte del procuratore, ritenendo inaccettabile qualunque proposta in tal senso. Ripeto, dopo che ne avevamo discusso in maniera molto garbata nel corso quantomeno dell'ultima settimana. L'avvocato Massanzana e il collega Loris Padalino hanno subito comunicato la decisione della procura al loro assistito. Accetta quale che sia la decisione, ma ripeto, anche noi, quelle che ci sono le decisioni dei giudici saranno sempre rispettate. Per trovarsi al cospetto di atteggiamenti di fiera opposizione, dopo che invece questa fiera opposizione non c'era, ci ha lasciato un po' perplessi. Il processo con rito abbreviato dunque si celebrerà il 21 e 28 giugno. Nella prima udienza sarà ascoltato un operaio che sostiene di aver trascorso quella giornata con Traikov senza mai averlo visto bere alcol. Nella seconda sarà pronunciata la sentenza. Se ci sarà condanna, questa sarà una pena un po' più alta, però nel frattempo si è perso molto più tempo per celebrare un processo che la settimana prossima poteva finire e invece così si protrarrà per almeno altri 2 anni. E adesso una piccola pausa pubblicitaria e noi rientriamo immediatamente in studio perché abbiamo il collegamento con l'ARPAB, abbiamo ancora tante immagini, tante notizie legate ai danni del maltempo, la cronaca, l'attualità, la sanità, insomma tutto questo fra poco a Focus TG. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, sono le 12:45, questo vuol dire che abbiamo ancora 45 minuti per restare in vostra compagnia, per aggiornarvi e tenervi informati su tutto quello che è successo e sta succedendo in Veneto, nel nostro territorio. Prima di continuare a parlare di maltempo, noi proseguiamo con la cronaca che ci porta in provincia di Treviso, perché controlli dei carabinieri del NAS in tutta la zona, nell'ambito della medicina estetica, hanno fatto sì che proprio nella Marca venissero chiuse 2 attività di parrucchiere estetista. Scopriamo il perché. Un negozio di parrucchiere estetista a Treviso, nel quartiere di Sant'Antonino, ed un salone di Ormelle. Anche 2 attività della Marca trevigiana sono finite nel mirino dei carabinieri del NAS, impegnati in un'operazione su tutto il territorio nazionale dopo i recenti episodi di interventi di chirurgia estetica effettuati da personale non qualificato che hanno avuto conseguenze gravi, anche fatali, sui clienti. Nel caso del negozio di Treviso, il titolare, di origini straniere, aveva presentato un falso attestato di qualifica professionale ed un'autorizzazione
un'autocertificazione sempre falsa riguardante i requisiti professionali. L'uomo è stato denunciato, struttura e attrezzature per un valore di 250.000 euro circa sono state sequestrate. Stessa situazione anche per il parrucchiere di Ormelle. In questo caso il valore dei beni sottoposti a sequestro amministrativo è di 150.000 euro. Irregolarità di minore entità sono state riscontrate dai NAS di Treviso anche in altri 4 centri, 2 a Mirano, 1 a Favaro Veneto e 1 a Feltre. I controlli in tutto il paese hanno coinvolto 793 strutture, sono stati disposti d'intesa con il Ministero della Salute per verificare la corretta erogazione di prestazioni di medicina estetica. E adesso ci spostiamo a Venezia, il porto di Venezia bloccato dalle prime luci dell'alba fino a mezzanotte per la morte del 34enne caduto da 3 metri d'altezza mentre lavorava in un cantiere. Alessandro Zabeo non ce l'ha fatta, ha perso la vita lavorando qui al porto. Per questo oggi a partire dalle 5:30 lavoratori e sindacati si sono radunati qui davanti a centinaia in segno di solidarietà nei suoi confronti, nei confronti della sua famiglia, ma soprattutto per lanciare un forte messaggio: non si può morire sul posto di lavoro. La morte di Alessandro a 34 anni, caduto da 3 metri d'altezza mentre lavorava tra i container al terminal Vecon di Porto Marghera, ha portato a bloccare l'attività del porto. È impensabile, devastante pensare che si va a lavorare e che non si rientra a casa. È devastante pensare che non si riescano ad impedire questi grandi drammi sul lavoro. A noi va la piena solidarietà innanzitutto a tutta la famiglia che ha subito questo gravissimo lutto. Un lutto che arriva a distanza di 14 anni dall'ultimo incidente mortale al porto di Venezia. È sicuramente un record. Noi siamo riusciti comunque attraverso l'organizzazione del SOI, questo sistema integrato di soggetti che valutano e verificano la sicurezza in tutto il sedime portuale, non solo in una singola azienda, vuol dire che comunque questo meccanismo, questa buona pratica ha funzionato, perché purtroppo il triste primato della portualità è quella di avere frequentemente incidenti mortali, perché è comunque un lavoro rischioso, è comunque un lavoro pericoloso. Allora però è successo ieri e quindi da qui dobbiamo ripartire. Durante il presidio è arrivato anche il presidente del porto Di Blasio per incontrare i lavoratori. Al momento della caduta sembra che Alessandro fosse da solo a operare, un aspetto su cui i sindacati vogliono accendere i riflettori, quello dell'affiancamento delle figure più esperte. Non basta avere un certificato, non basta avere fatto i corsi, bisogna che in una difficoltà e una complessità di questo lavoro i portuali dicono bisogna rubare il mestiere con l'occhio, serve tempo e serve affiancamento e questo in realtà non solo nei portuali, tantissimi altri mestieri è la cosa che si è più trascurata. E allora abbiamo chiamato in causa l'ARPAV più volte nel corso di questa nostra diretta di Focus TG. Abbiamo letto insieme la nota diffusa proprio dall'ARPAV sugli ultimi aggiornamenti per quello che riguarda i danni e per quello che riguarda anche il meteo dei prossimi giorni. Adesso vedo collegato con noi in diretta Andrea Torresan, che è il referente ARPAV per il progetto Marles. Perché? Perché se è vero che siamo stati colpiti dal maltempo, è altrettanto vero che l'estate è alle porte e quindi dobbiamo anche fare il punto della situazione per quello che riguarda la salute dei nostri mari, e proprio del progetto Marles ci parla appunto Andrea Torresan, a cui diamo il benvenuto tra noi. Buongiorno a tutti. Buongiorno Torresan. Di che cosa si tratta? Che cos'è il progetto Marles? Intanto cerchiamo di fare un po' di chiarezza per i nostri telespettatori. Certamente. In breve, il progetto Marles è un progetto europeo finanziato dalla Comunità Europea, un Interreg Italia-Croazia, quindi prende in considerazione questi due paesi sulle due sponde dell'Adriatico. È un progetto il cui focus è il Marine Litter, quindi tutti sostanzialmente i rifiuti che si trovano in mare e come ci arrivano, e lo prende in considerazione da un punto di vista olistico, possiamo dire, quindi sia dalla parte del monitoraggio di quello che si trova in mare, quindi a seguito del monitoraggio andare a intraprendere delle azioni per limitarlo,
sia già azioni di prevenzione e sensibilizzazione della popolazione. È un progetto che dura 3 anni, iniziato a giugno 2020 e include ben 13 partner tra Italia e la Croazia. Allora, tutto molto chiaro, quindi per essere sintetici è un progetto per il controllo, il monitoraggio e la riduzione, insomma, dei detriti marini, insomma, sostanzialmente questo. Torresano, qual è lo stato di salute delle aree appunto che voi monitorate per quello che riguarda i nostri mari? E poi altra domanda, visto che è un progetto partito nel 2020, quindi ha abbracciato tutto il periodo della pandemia, è migliorata la situazione durante appunto questi ultimi anni rispetto al passato, o la pandemia paradossalmente ha peggiorato la situazione? Lo stato dei mari italiani, adesso ci focalizziamo magari sul lato del Veneto, è difficile dare una definizione unica, ma soprattutto per le attività di ARPA parallele al progetto, quindi anche per la qualità delle acque e della balneazione, è nella maggior parte dei casi molto buona. E per quanto riguarda i rifiuti marini dipende molto dalla giornata, dipendono molto da grosse mareggiate, dipendono molto dalle piene fluviali, e quindi la quantità di oggetti che si possono rivenire in mare varia molto nelle varie giornate. Per quanto riguarda i rifiuti spiaggiati, là è uno dei dati in cui si può veramente dare una vera definizione, perché c'è un limite stabilito dalla Commissione europea di 20 oggetti ritrovati in spiaggia da definirne un buono stato ecologico, e purtroppo sulle spiagge italiane, anche quelle venete, questo numero difficilmente si raggiunge, se non abbiamo visto in alcune aree un po' più naturali, isolate, come ad esempio la zona di Valle Vecchia, della Brussa, definita così. Per quanto riguarda invece un miglioramento dopo il Covid, in parte sì, nel senso che eravamo meno in giro e meno presenti nell'ambiente. Purtroppo quello che finisce in mare spesso è collegato anche ad attività terrestri, quindi la nostra azione quotidiana di corretta gestione dei rifiuti può o meno impattare direttamente quello che è il mare. Dall'altro lato invece proprio per il Covid si trovano moltissimi altri nuovi rifiuti come mascherine e guanti monouso, soprattutto nella fase iniziale. Ecco, questa era proprio una delle mie prossime domande, cioè rifiuti di che tipo, perché insomma immaginiamo che dispositivi di protezione individuale, guanti e mascherine la facciano un po' da padrone, visto l'uso che se n'è fatto durante questi ultimi 2 anni. Che tecnologie, come avviene la pulizia delle spiagge, che tecnologie utilizzate anche voi di ARPAV per andare a incidere in maniera importante sulla riduzione dei detriti e dei rifiuti? In realtà è un monitoraggio abbastanza sistemico e a bassa tecnologia, nel senso che la tecnologia è quella umana, quindi si considera una lunghezza di spiaggia di 100 metri, che ovviamente non deve essere stata pulita recentemente, e con gli operatori viene raccolto tutti gli oggetti più grandi di 2,5 cm, eccezione fatta per i mozziconi di sigaretta, che si raccolgono anche se più piccoli. A seguito della raccolta in laboratorio o direttamente in luogo, se le condizioni lo permettono, vengono analizzati i rifiuti raccolti e compilate delle schede. Attualmente diciamo che mozziconi di sigarette e ancora i bastoncini dei cotton fioc, sostanzialmente quelli in plastica, anche se adesso non si trovano più al supermercato, la fanno un po' da padrone. In alcune aree dove sono presenti magari anche allevamenti si trovano le calze delle reti dei molluschi, non so se avete presente, una retina in plastica trasparente sostanzialmente di circa 20-30 cm. Andrea Torresani, in chiusura intanto ringraziamo ARPAV per la disponibilità, per poi questa continua presenza durante i nostri Focus TG, per questo sportello, questo spazio di informazione importante, apprezzato da tanti nostri telespettatori. Dicevamo, in chiusura è un progetto Marles triennale, quindi oramai ci siamo quasi alla conclusione
conclusione del progetto, insomma abbiamo superato la metà perlomeno della strada da fare. Quanto siete soddisfatti e insomma che risultati vi aspettate di ottenere da qui fino appunto alla fine del mandato del progetto? Diciamo che in realtà sì, sono passati 2 anni, però il progetto entra nel vivo proprio adesso, perché parte la sperimentazione di molte azioni pilota, molte delle quali riescono veramente a essere efficaci sia nella riduzione che nel monitoraggio dei rifiuti marini sostanzialmente. Al momento possiamo ritenerci soddisfatti, anche se molte delle azioni, anche quelle comunicative, le stiamo applicando adesso, proprio perché negli anni del Covid diciamo che poco si poteva fare in presenza, quindi abbiamo deciso di posticipare la maggior parte delle attività in un periodo più consono. Infatti adesso come Marles e come ARPA saremo presenti al Salone Nautico di Venezia per diffondere quelli che sono i risultati del progetto e alla popolazione, comunque anche e soprattutto alla nautica, che il mare lo vivono tutti i giorni. E allora, grazie ad Andrea Toresan, referente ARPAB per il progetto Marles. Buon lavoro, complimenti per il vostro impegno. Grazie a voi. Grazie, noi rientriamo in studio e continuiamo a parlare comunque di una tematica legata al mare, perché prima del collegamento con Andrea Toresan abbiamo parlato del porto di Venezia, adesso chiudiamo il cerchio anche riguardo la solidarietà espressa dai colleghi portuali che è arrivata da tutta Italia, in primis dai colleghi del porto di Trieste. Una vita non facile, quella del portuale, con pericoli dietro ogni angolo, la raccontiamo in questo breve reportage. Lavorare al porto vuol dire avere una lucidità mentale e avere determinati requisiti fisici, perché ci vogliono, e soprattutto essere formati e nell'ambito lavorativo cercare di fare più formazione possibile. Me l'ha insegnato mio padre che il lavoro portuale è un lavoro pericolosissimo. La giornata di un lavoratore portuale è sempre piena di insidie, di difficoltà, di pericoli. Lo sa bene chi lo fa da anni e ogni giorno rischia la vita. Per quanto noi potremmo fare per evitare giornate come questa, ci sarà sempre un alto rischio, perché il lavoro è in quota, perché il lavoro è in stiva, perché il lavoro è con mezzi pesanti, perché si muovono tonnellate. Per questi motivi qua il lavoro portuale sarà sempre un lavoro a rischio. Negli anni sono stati fatti passi sul fronte della sicurezza, ma ancora non è sufficiente. Per come la vediamo noi, la formazione delle squadre, la formazione dei lavoratori dovrebbe avere un occhio di riguardo e un occhio vigile di controllo più dell'autorità portuale, che ci sia un sistema di controllo di chi vigila proprio sul porto, che in questo caso è l'autorità portuale. Ma diciamo che è giusto che ci confrontiamo e cerchiamo di trovare gli strumenti. Noi dei suggerimenti li abbiamo. Alle volte troviamo le imprese che, per quanto riguarda la sicurezza, non dicono che facciano ostruzionismo, però dà fastidio, dà sempre fastidio il lavoratore che segnala, dà sempre fastidio il lavoratore che dice che non va bene, dà sempre fastidio il lavoratore che o bene o male sembra che si lamenti, ma purtroppo si lamenta nel giusto. E adesso torniamo a parlare di maltempo. Siamo stati a Spresiano, siamo stati a Romano Dezzelino, alcune delle zone più colpite. Adesso con la nostra collega Sharon Di Carlo siamo in diretta da Asolo per insomma tutti gli ultimi aggiornamenti da un territorio. Buongiorno Sharon, ti vediamo di nuovo con piacere, da un territorio colpito duramente. Stamattina eri a Romano Dezzelino, adesso sei nel Trevigiano. Buongiorno a tutti i telespettatori, lo avete visto, questa mattina eravamo a Romano Dezzelino in compagnia del sindaco di Romano Dezzelino Simone Bontorin.
Abbiamo parlato appunto dei danni, abbiamo fatto la conta dei danni del maltempo di ieri sera. Invece adesso siamo venuti ad Asolo, un altro comune fortemente colpito dal maltempo di ieri, dalla grandine soprattutto, e siamo in compagnia di Andrea Bedin, buongiorno, responsabile della protezione civile. Ieri sera una chiamata a mezzanotte. Sì, ieri sera mi ha contattato il comando provinciale dei Vigili del Fuoco comunicandomi che in Asolo, in centro storico, c'erano 30 cm di ghiaccio dovuto alla grandinata. Ho subito allertato il nostro gruppo dei volontari di protezione civile che sono venuti in centro storico ed effettivamente c'erano tutti i residenti che stavano spalando il ghiaccio da via Browning, dalla via principale, per far passare le auto perché non c'era spazio per poter transitare. I foresti, cioè le strade di accesso al centro storico, erano piene di foglie, uno strato, ho mandato i colleghi subito nei vari sopralluoghi, erano in certi tratti impraticabili, ecco, per le auto, per il passaggio. Quindi abbiamo risolto i problemi più gravi. Stamattina alle 6 siamo intervenuti con una ditta che con delle spazzatrici ha fatto la pulizia delle strade e abbiamo rimosso il ghiaccio presente ancora in centro storico. Quante camionette sono servite? Prima mi raccontava tantissime. Sì, è venuto a fare almeno 6-7 giri con il nostro furgone più piccolino, colmo di ghiaccio. Sembra incredibile, però è così, perché effettivamente non c'eravamo altro sistema per portarlo via dal centro. Però i danni maggiori sono qui in questa ex scuola elementare. Che cosa è successo? Sì, qui siamo ai servizi sociali, questa è l'ex scuola elementare di Asolo centro storico. Qui la grandine è venuta lateralmente e ha colpito tutti i vetri della facciata ovest, facendo un sacco di danni, cioè qui dobbiamo sostituire buona parte dei serramenti perché sono tutti danneggiati. E come si fa adesso? Si riparte da qui? Si riparte da qui, oggi pomeriggio mettiamo in sicurezza perché qui abbiamo anche degli ospiti ucraini al primo piano, quindi dobbiamo assolutamente mettere in sicurezza, faremo gli interventi più veloci, copriremo con dei nylon e poi ai prossimi giorni sostituiremo i vetri. Speriamo situazioni che non riaccadranno, insomma. Sì, speriamo di no, però sì, sappiamo che ormai, come è successo l'anno scorso, negli stessi giorni, è successo un evento simile in primavera, ormai è diventata una cosa quasi purtroppo normale. Prima la siccità, adesso il maltempo, l'agricoltura del territorio è veramente in ginocchio. Sì, io non ho saputo tramite il sindaco che effettivamente le colture qui nella zona nostra hanno subito un sacco di gravi danni, soprattutto nella zona tra Casella e Pagnano d'Asolo ci sono stati diversi grossi danni, in particolare ai vigneti. Grazie Andrea Bedin, grazie mille, responsabile della protezione civile. Alex, hai domande? Sharon, stamattina eri a Romano d'Ezzelino, ti sei spostata poi ad Asolo lungo il tragitto insieme ad Andrea Benetti che ringraziamo, che è l'operatore che ti ha accompagnato. Avete visto insomma lungo la strada i danni del maltempo, ci sono state insomma scene che ci puoi raccontare, c'è qualche insomma segnalazione particolare? Guarda Alex, abbiamo parlato con tanti coltivatori della zona e ci raccontano che i danni si conteranno soprattutto tra qualche giorno, quindi adesso è prematuro parlare di danni, la situazione è comunque molto grave, tanti campi veramente rasi al suolo, però appunto la situazione darà i suoi frutti, se così si può dire, tra qualche giorno, i danni si conteranno tra qualche giorno perché adesso ci sono le coltivazioni veramente in un livello a cui non si può ancora dare insomma un acconto, un giudizio, quindi vedremo tra qualche giorno Alex. E allora ti lasciamo al tuo lavoro Sharon, grazie, ringraziamo anche Andrea Benetti, continuate a raccogliere chiaramente informazioni che poi troveremo nei nostri servizi dedicati all'informazione serale su Rete Veneta con TG Bassano, con TG Vicenza. Noi adesso siamo rientrati in studio per lanciare la pubblicità. 2 minuti di pausa e poi ancora tante notizie, tanta cronaca con l'attualità e anche i servizi legati alla sanità e al turismo. A fra poco. Ben ritrovati, come promesso 1 minuto di pubblicità e siamo di nuovo in vostra compagnia. Apriamo adesso la pagina della sanità con i banchetti per la petizione sull'ULSS 7 che sono tornati in piazza. Noi siamo stati a Marostica dove c'è stato un vero e proprio assalto.
Centinaia di persone in fila anche a Marostica per firmare la petizione sulla sanità della Pedemontana. Tanti cittadini ai banchetti organizzati per far sentire la voce del territorio su quanto sta accadendo al San Bassiano. Sul piatto le liste d'attesa lunghissime, gli spostamenti di sede cui sono sottoposti i pazienti, la fuga di medici e primari, la carenza di medici di base e le dimissioni o la rimozione del DG Carlo Bramezza. Eccole le voci dei cittadini. Non era così l'ospedale di Bassano, adesso è proprio che non mi va bene. Era molto migliore, molto più organizzato, adesso non mi sembra. Partire da qua per andare a Sant'Orso per una piccola visita, uno che ha 80 anni, insomma, come me, non vale la pena, insomma. È ora di finirla con queste cose. Abbiamo firmato perché non ci va bene come sta andando l'ospedale di Bassano. Bisogna andare privatamente e ha un costo. Perché ha firmato? Perché non possiamo andare su Asiago, poi roba, insomma. Noi troviamo l'ospedale a 10 minuti di strada, no? E anche a me ho dei problemi anche a me e sono in nota a Bassano. Bassano, anche per un intervento normale come una semplice ernia, un anno devi aspettare. Ho firmato perché vedo che le cose stanno peggiorando significativamente, e a parte le liste d'attesa ma un po' tutta l'organizzazione. È ora di cambiare un attimo le spese superflue che fanno senza nessun rispetto per le persone che ci sono. Un ospedale che fino a qualche anno fa funzionava molto bene, era privilegiato in Veneto e adesso è tutto un colpo che cambia su queste cose qua, almeno per gli anziani che se soli, che non ha nessuno a mandarli a Sant'Orso, a Asiago, dappertutto. E non c'è più rispetto per gli anziani, per nessuno, pensa solo a se stessi. E i nostri governanti, prima gli parla tanto e adesso non ti senti più parlare di niente. Mi sono una che mi trovo sola, non ho familiari, non ho nessuno, se mi succede qualcosa, dove sei che vado? Una voce dopo l'altra, una firma dopo l'altra, per chiedere tutti assieme un deciso cambio di direzione per la sanità del territorio, per il San Bassiano. Richieste, istanze, domande che non possono rimanere senza risposta. E restiamo nell'ULSS 7 perché parliamo di straordinari non pagati per i dipendenti dell'ULSS 7 Pedemontana per quello che riguarda il 2020 e il 2021, periodo come tutti sappiamo legato alla pandemia e a un surplus di lavoro impressionante che ha visto proprio protagonisti il personale medico sanitario. È questo il contenuto, quello relativo agli stipendi non pagati, di un'interrogazione alla Giunta Veneta da parte del vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco. Sono stati pagati gli straordinari ai dipendenti dell'ULSS 7 per il 2020 e il 2021? A questa domanda dovrà rispondere la Giunta regionale, coinvolta dal vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco, in una questione che potrebbe rivelarsi davvero scottante. In questi giorni ho ricevuto alcune segnalazioni sia da medici ma anche di infermieri ma anche di alcuni sindacati che lamentano proprio il fatto che devono ancora ricevere i soldi degli straordinari del 2020 e del 2021. Finco ha formalizzato un'interrogazione a risposta immediata che è già stata protocollata. Un tema, quello degli straordinari non pagati, che getta nuova luce sulla gestione dell'ULSS 7 in un periodo, quello della pandemia, nel quale la sanità della Pedemontana è stata in prima linea. Primari, medici, infermieri, operatori sono stati letteralmente in trincea per combattere il nemico invisibile e si troverebbero con un monte ore di straordinari non riconosciuto a livello economico. 2 anni che sono stati terribili per gli operatori sociosanitari, che sono stati chiamati in prima linea ovviamente per fronteggiare il Covid. Loro non si sono mai tirati indietro, hanno fatto a volte anche 7 giorni su 7, orari veramente folli, e ad oggi, ormai siamo a giugno del 2022, non hanno ancora ricevuto un euro delle straordinarie. E non è tutto. Secondo alcune informazioni, pare che l'azienda sanitaria diretta da Carlo Bramezza sia l'unica di tutto il Veneto a non aver ancora pagato gli straordinari. Sentendo alcuni sindacati parerebbe proprio di sì, cioè sembrerebbe che proprio l'ULSS 7 Pedemontana sia l'unica ULSS del nostro Veneto che deve ancora pagare questi straordinari, però ovviamente insomma lo verificheremo.
E continuiamo a parlare di disagi e problematiche nell'ULSS 7 Pedemontana del direttore generale Carlo Bramezza. Cittadini furibondi per i problemi che stanno affrontando, le segnalazioni continuano ad arrivare sempre più numerose. La voce dei cittadini, la voce dei pazienti non ha colori politici, ma solo quelli dell'inchiostro usato da centinaia e centinaia di persone che hanno voluto firmare la petizione contro l'attuale San Bassiano, contro la disorganizzazione dell'ULSS 7 del direttore generale Carlo Bramezza e contro i disagi che stanno minando un intero territorio. Raccontare tutte le loro storie di dolore, di sofferenza, di infiniti problemi legati alla sanità locale sarebbe impossibile. Troppi i casi, troppe le segnalazioni, troppo rumoroso il silenzio di chi dovrebbe parlare e non lo fa, di chi dovrebbe dare risposte e invece preferisce lasciare inascoltati gli appelli dei cittadini. Siamo stanchi sul sistema della sanità di Bassano. Perché non è possibile andare a Sant'Orso, anche lui ha dovuto fare un intervento, andare là che l'abbiamo qui a 2 passi, che purtroppo ci tocca andare di qua e di là. Non ti ricevono, non ti dicono niente. Appuntamenti, ci vogliono appuntamenti dopo un anno, se si ha bisogno bisogna andare a pagamento. Un appuntamento dopo 6 mesi, me lo danno fra 1 anno e mezzo. Un appello alle istituzioni, cosa li vuole dire? Che cambino il registro, che è meglio. E adesso chiudiamo la pagina dedicata alla sanità, ai disagi nell'ULSS 7, ma restiamo a Bassano del Grappa perché 2 auto in poco più di un mese che hanno transitato sul Ponte Vecchio, episodi che noi vi abbiamo riportato che hanno destato scalpore in città e non solo, e i bassanesi chiedono rispetto per il loro monumento nazionale. Una comitiva di anziani un mese fa, un innamorato deluso e arrabbiato sabato notte, 2 diversi episodi, ma il transito di auto sul Ponte Vecchio, monumento nazionale della città di Bassano, non lascia indifferente nessuno, neppure i turisti. Mi sembra una cosa allucinante, altro non avrei che dire. No, ci sono dei cartelli qui, ma evidentemente non si guarda. L'ignoranza della gente o la strafottenza, non so cosa guardi, non so proprio cosa dirlo. È la prima volta che lo vede? È la prima volta che vengo e mi ha stupito, non me lo immaginavo così sinceramente, proprio bello. Da dove arriva? Da Bergamo. Non lo so, bravate forse, perché insomma è logico che non si può passare. Penso una bravata comunque. Probabilmente non sapeva che non si poteva passare. Sono i cartelli? Mi sa che c'è un cartello che però non dice esplicitamente che non si può passare in macchina. Forse ci fossero più segnali anche per far capire che non bisogna passare. Forse magari dare un po' più di valore a quello che comunque è un monumento. Assolutamente, servirebbe dare molto più valore al Ponte Vecchio e non far pensare che sia un'autostrada. E la seconda è solo che è passata di notte, per cui sia sanzionata e tutto, va bene, è passata purtroppo. Però ci vuole più rispetto per il ponte, cosa dice? Purtroppo sì, ma non solo per le macchine però, anche per tante altre cose. Più rispetto del monumento e di quanti lo tengono vivo grazie alle loro attività. Lo chiedono i commercianti di Angarano, che subiranno ancora una volta la chiusura al passaggio pedonale del Ponte Vecchio nella giornata di giovedì, giorno di mercato per Bassano, per la registrazione di una trasmissione televisiva, e già da mercoledì il divieto di parcheggio in tutta l'area. Commercianti in difficoltà ad Angarano, lo avete visto, in coda al servizio. Vi racconteremo poi come si sta svolgendo questa giornata di chiusura del Ponte Vecchio per appunto la registrazione di un programma televisivo, con tanti commercianti che hanno alzato la voce, hanno detto che insomma così non si può andare avanti. Quindi polemiche legate alle difficoltà anche organizzative ed economiche della zona di Angarano, quindi la zona adiacente al Ponte Vecchio, ma anche a Venezia le difficoltà di alcuni commercianti, di alcuni artigiani diventano sempre più impellenti. Adesso nel prossimo servizio vi raccontiamo la storia della più antica legatoria d'Italia che insomma alla luce delle difficoltà economiche e dei rincari è costretta a chiudere. E noi
vecchi vorremmo tutti passare il testimone, ma non troviamo nessuno dei giovani che sia adatti a fare con umiltà e tenacia quello che abbiamo fatto noi. Nessuno. Lavinia Rizzi ha tagliato il traguardo dei 70 anni con alle spalle una vita avventurosa tra cinema, pittura, teatro e letteratura, incrociando alcuni dei grandi nomi del Novecento, ma con davanti il cruccio di diventare l'ultima proprietaria della più antica legatoria d'Italia e probabilmente d'Europa, fondata quando correva l'anno 1861. Ho fatto delle ricerche personali andando fino in Sicilia e questa è quella che ha iniziato questo lavoro di cartonnage, cioè è passata da rilegare i libri al fare gli oggetti rivestiti con carta decorata, perché prima in antichità, alla fine dell'Ottocento, si facevano solo i libri per gli aristocratici oppure per il clero. E lì c'erano solo cartoni di color carta da zucchero e cartoni color marrone. Questo Giuseppe Rizzi ha offerto queste carte decorate con disegni e appunto dei ricami e Piazzesi ha detto proviamo. Ha messo queste carte allegre, fiorate, con gli animali eccetera sui libri al posto di quei cartoni a tinta unita e ha avuto un successo pazzesco. Per 30 anni Lavinia ha tenuto viva questa storica legatoria senza troppi calcoli di interesse. Oggi il sogno sarebbe fondare un museo della carta con relativi corsi, magari assieme a dei giovani esperti di crowdfunding. Gli spazi non mancherebbero, ma andare avanti sta diventando sempre più difficile e un'altra storica attività veneziana con 160 anni di storia rischia di scomparire. È molto doloroso. Innanzitutto non ci sono leggi, finanziamenti per gli over 60, che siamo sempre di più, siamo sempre più soli, siamo sempre più energici perché ci danno gli integratori. E però non abbiamo l'energia di un trentenne che può stare 12 ore al giorno e poi pagare tot di tasse, capisci? Noi possiamo starci qui 3 giorni a settimana, a seconda della nostra salute. Ma il fisco pretende di avere gli stessi redditi di un trentenne. E a proposito di difficoltà economiche, spese e bollette sempre più care, per il 10 giugno l'Associazione dei Consumatori ha organizzato una manifestazione di protesta in piazza. Vediamo. Stiamo organizzando insieme alla quasi totalità delle associazioni dei consumatori riconosciute per il prossimo 10 giugno una manifestazione che si terrà su tutto il territorio nazionale. Riteniamo che sia giunto il momento che tutti noi manifestiamo la gravità di questa situazione. Dal caro bollette alla spesa alimentare sempre più costosa, famiglie in piazza con le associazioni dei consumatori per chiedere interventi strutturali in grado di invertire una situazione sempre più preoccupante. Secondo il nostro osservatorio prezzi, parliamo di un incremento di spesa sempre su base annua di oltre 1.900 euro per una famiglia tipo. Diminuisce poi ovviamente il consumo di determinati beni, abbiamo calcolato un meno 16% di utilizzo di carne e pesce, ad esempio, ma la cosa più preoccupante, se vogliamo, è la diminuzione delle spese per la cura della persona e soprattutto anche della salute. Gli interventi finora attuati dal governo non sono sufficienti, secondo Federconsumatori, che chiede provvedimenti non più solo emergenziali su vari settori, a partire da quello dell'energia. Ad esempio abbiamo chiesto al governo che venga modificato il criterio di calcolo in base al quale ARERA, che è l'autorità garante, stabilisce il prezzo di luce e gas per il mercato tutelato e che poi funge insomma da raffronto anche sul mercato libero. Oppure ancora l'annosa questione della riforma degli oneri di sistema, la definizione di una casistica della morosità incolpevole, soprattutto in questo periodo in cui appunto le famiglie sono sempre in difficoltà, ma non possono essere sempre provvedimenti spot. Bisogna dare delle regole che durino nel tempo. E adesso cambiamo decisamente argomento, siamo quasi in dirittura d'arrivo per questa edizione di Focus TG, c'è tempo per altre domande. Altri servizi dal nostro territorio. Ci spostiamo adesso a Cittadella, dove è entrato a disposizione dei carabinieri e delle forze dell'ordine il taser. Il taser è stato dato in dotazione ai carabinieri di Abano Terme e Cittadella. Finita la sperimentazione, la pistola elettrica sarà a disposizione delle compagnie di carabinieri dei 2 comuni padovani. Finalmente la fase sperimentale è finita per quanto riguarda almeno le forze dell'ordine come i carabinieri della polizia
e i carabinieri di Cittadella ormai da qualche giorno sono dotati appunto di taser. Penso sia una cosa buona, perché comunque è uno strumento che, oltre ad essere usato per difendersi, diciamo, quindi per il poliziotto o il carabiniere in fase di difesa, ma soprattutto come deterrenza. Quindi uno strumento che possa far capire, ecco, che se uno sta sbagliando, ecco, si deve fermare immediatamente. Gli operatori a cui verrà assegnato il taser dovranno seguire un iter formativo qualificante per l'utilizzo di questo strumento di dissuasione non letale. Rispetto a quello che può essere un'arma da fuoco, ha tantissime positività, perché è chiaro, insomma, l'arma da fuoco, quando viene utilizzata, quasi sempre porta poi a danni irreparabili. Invece il taser, insomma, è lo strumento adatto, ecco, per contrastare quello che può essere la microcriminalità che abbiamo nei nostri territori. Ora i comuni sono in attesa dell'autorizzazione all'utilizzo del taser anche per i vigili urbani. A Cittadella questa dotazione è già stata inserita nel regolamento di polizia locale. La nostra polizia locale è dotata della pistola, però ripeto, secondo me la polizia locale doveva essere dotata di taser, non di arma da fuoco, sia per l'incolumità della persona sia per l'incolumità stessa dell'agente di polizia locale. Poi doteremo la polizia locale anche delle body cam, stiamo acquistando, perché anche queste vanno sia a tutela della persona che viene fermata, ma soprattutto alla tutela dell'agente di polizia locale. Restiamo nel Padovano per raccontarvi adesso un evento alquanto singolare, perché in questi giorni a Montegrotto Terme, nella piscina con l'acqua termale più profonda al mondo, si è immersa l'unica donna palombaro della Marina italiana. Un incontro di 4 giorni di esperti sub e di medicina legata al mondo degli ambienti subacquei provenienti da tutti i paesi NATO a Montegrotto Terme. Tra loro anche la prima e unica donna palombaro in Italia, Chiara Giamundo, che da 3 anni presta servizio al Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori della Marina Militare Italiana. 25 anni, originaria di Tarquinia, ha difeso anche le nostre navi dai pirati somali. Dopo aver conseguito il brevetto da palombaro sono stata partecipe di diverse missioni, come ad esempio la missione di antipirateria, dove il nostro lavoro era quello di assicurare la nave nella costa somala. Attenzione però a non usare il termine palombara. Chiara Giamundo ci tiene a farsi chiamare palombaro. Il termine tecnico per descrivere il mio lavoro è palombaro. Palombaro perché, dicendo palombara al femminile, si intende un'imbarcazione. Non è molto carino essere identificata come un'imbarcazione, quindi ci tengo molto a sottolineare che si dice palombaro. Nonostante sia l'unica donna palombaro, le donne sono presenti nella Marina Militare e hanno molto da dare. Il personale femminile in Marina comunque c'è da 20 anni, quindi possiamo dire che io differenze tra di noi non ne ho mai viste, né nei miei confronti, per intenderci, per proteggermi o trattarmi in modo, diciamo, più delicato, ma sono sempre stata trattata come tutti quanti e a me fa molto piacere questa cosa. Grande emozione a Marostica, dove dopo 4 anni torna la partita a scacchi con i personaggi viventi dal 9 all'11 settembre. È l'entusiasmo del ritorno di un grande amore, quello che riempie la sala consiliare del Castello Inferiore di Marostica per l'annuncio dell'edizione 2022 di un evento che rappresenta tutta la città. Finalmente riannunciamo e confermiamo la partita a scacchi di settembre. È un momento di grande emozione, di grande orgoglio, perché la partita a scacchi risveglia nella città veramente uno spirito e un clima che è difficile da raccontare e da spiegare per chi non è da Marostica. 4 anni di stop, 2 di pandemia. La partita a scacchi e personaggi viventi di Marostica tornerà nella sua piazza il 9, 10 e 11 settembre. Saranno rinnovati il 50% dei figuranti, promettono gli organizzatori della Pro Marostica, che stanno compiendo in queste settimane le selezioni e annunciano anche il debutto di un ricco cartellone di eventi culturali chiamato Vivi il Sogno, che prenderà il via sabato prossimo con un incontro dedicato alle mura di Marostica e ai 650 anni dalla loro costruzione.
Una rievocazione storica celeberrima con importanti ricadute sul territorio. Si attendono più di 20.000 presenze perché di fatto gli spettacoli in vendita saranno 4, però si sta ragionando anche su qualcos'altro e la presenza straniera è preponderante, più del 50% sono persone da fuori la provincia di Vicenza, quindi un indotto economico importante non soltanto per la città, non soltanto per l'area bassanese che registrerà sicuramente sold out, ma per tutte le province che gravitano su Marostica. Un'edizione in cui l'antica giostra rivive di un messaggio universale. Io penso che sarà un messaggio importantissimo, quello di ritrovarsi tutti insieme, una comunità intera dentro una piazza, con molti stranieri, tra virgolette, che vengono ad incontrarci in questo unico grande abbraccio che è la partita. E sono partite le iscrizioni per il volontariato estivo rivolto ai ragazzi per i progetti Esperienze Forti. Ci sto a fare fatica, coinvolti tantissimi comuni dell'area vicentina. Ragazzi impegnati anche in estate con lavori di volontariato utili alla città. Ripartono le esperienze forti e ci sto a fare fatica. Il primo progetto è destinato a ragazzi tra 15 e 23 anni che vogliono dedicare il tempo agli altri. Entrando in contatto con le associazioni del territorio potranno scegliere tra vari ambiti di esperienza nel volontariato: protezione ambientale, disabili, bambini, protezione degli animali, solo per citarne alcune. Quest'anno abbiamo raggiunto i 22 enti in collaborazione, il Club Alpino Italiano si è aggiunto, si sono aggiunti anche enti nell'ambito della disabilità e quindi della socialità e anche la protezione civile dell'ANA che sicuramente può fornire al nostro territorio e al nostro futuro un grande supporto. Il secondo progetto è invece rivolto a giovani tra i 14 e i 19 anni, pronti a prendersi cura della città, che si cimenteranno in squadre per il carteggio, la pittura di panchine, ringhiere presenti nelle aree pubbliche o in alcuni asili, alla manutenzione, seguiti da un tutor. Progetto inclusivo, da quest'anno aperto anche a ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico. Altra novità sarà che almeno una delle panchine rimesse a nuovo per ciascuna delle strutture scolastiche sarà dipinta di rosso, come simbolo del contrasto alla violenza di genere. Quest'anno lanciamo i progetti un po' dell'anno scorso, ci sto a fare fatica, esperienze forti, ma con una grandissima opportunità per ragazzi che hanno bisogno di qualcosa in più, che hanno bisogno sia di essere inseriti, sia di dare quello che possono dare. Quindi si tratta di evidenziare una parola che è inclusione, di cui se ne fa tanto uso, ma io nella pratica ho richiesto che vengano inseriti. A ciascuno di loro saranno consegnati i buoni fatica settimanali del valore di 50 euro da spendere in abbigliamento, spese alimentari, libri scolastici. Progetto inaugurato nel 2016 a Bassano, che via via è stato adottato in altre regioni. Quest'anno previsto in più di 200 comuni italiani, con un coinvolgimento di 6.000 ragazzi. Per questa edizione di Focus TG è tutto, ma io vi rimando agli appuntamenti serali su Rete Veneta dedicati all'informazione con tante altre immagini, tanti altri aggiornamenti legati ai danni del maltempo e poi le nostre notizie di cronaca. Quindi appuntamento con TG Bassano, con TG Vicenza, e questa sera vi segnalo alle ore 20 una puntata speciale di Sport in Casa. Ospite il nuovo allenatore del Bassano, Ezio Glerean, quindi una puntata per cercare di carpire anche tutti i segreti del nuovo progetto ambizioso che riguarda la società giallorossa che punta al professionismo. Detto questo, non mi resta che augurarvi buon pranzo, buon pomeriggio e grazie per essere stati in nostra compagnia.